calma, conosco l'ambiente, calma, media punti, ma calma, Cavani, l'ho inventato io, e quindi non potete avere idea. Questo video vi arriva al mattino, ma per me è notte, sono le 4:15 di notte. Sono stato probabilmente 3 ore a guardare video, a riascoltare interviste, a cercare informazioni del Mazzarri vecchio e nuovo, e per cercare i pro e i contro e condividerli con voi. Cominciamo. Allora, veramente, perché qualcuno... Allora, Francesco Petroli, prima di tutto benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. La live di ieri ovviamente è stato un gran successo, era la notizia proprio del giorno, la notizia bomba del giorno, e voglio tranquillizzare, potete lasciarlo il like, non vi preoccupate, lasciate il like, e voglio tranquillizzarvi che io non è che adesso divento ciao Dab, nel senso che vado contro la mia squadra a prescindere da qualsiasi risultato, perché non mi piace proprio questa scelta di Mazzarri allenatore del Napoli. Lo sapete, chi ha imparato a conoscermi con un po' di tempo sa che io posso avere un'idea qualsiasi, ma alla fine faccio parlare sempre il capo, faccio la mia analisi, che può essere anche sbagliata, ma farò sempre analisi partita dopo partita, analizzerò le parole di Mazzarri conferenza dopo conferenza, e non vorrò rimanere inchiodato a una mia convinzione. Quello che mi fa strano è che quando cercavo questa, voglio dire, Mazzarri è un meme per me, cioè è un capitolo talmente lontano nel passato e ricorda un calcio talmente inchiodato nel passato che per me è proprio strano dover adesso analizzare le conferenze di Mazzarri. E penso che la maggior parte di voi, insomma il mio pubblico, anche quelli più giovani, magari l'abbiamo visto ieri, si sono avvicinati al Napoli con Mazzarri, quindi c'è questo velo di romanticismo, della nostalgia che uno c'ha sempre. Abbiamo Osimhen, ma comunque ogni tanto guardiamo le cose di Cavani, abbiamo Kvara e ogni tanto guardiamo le cose di Lavezzi. Paragone secondo me sbagliatissimo tecnicamente, sono 4 giocatori completamente diversi, quindi già lì quando vedo l'entusiasmo, torna Mazzarri, foto Lavezzi, ma non torna Lavezzi, sta tornando Mazzarri, rendiamoci conto. Poi ci sono, è chiaro che ti devi confrontare col fatto che non vuole venire nessuno, quindi era l'unica scelta possibile. Contesto anche questo, c'erano anche altre scelte, c'erano altre possibilità, però evidentemente proprio perché qualcuno dice tu già c'hai pronto quello dell'anno prossimo, l'hai già preso e quindi ti serve il traghettatore per adesso. Io la vedo al contrario, io la vedo che tu non sai chi ti puoi prendere, non lo sai ancora perché non sai come finirà questo campionato, e quindi non sai che appeal avrai col nuovo allenatore, e non sai che appeal avrai con i giocatori se chiederanno la cessione, se rinnoveranno. Di conseguenza devi tamponare sperando che ti vada bene, e sta tamponando anche con un ingaggio molto basso, con un allenatore che era considerato finito e che quindi se va bene si rilancia alla grande, viene comunque ad allenare la squadra più forte che abbia mai allenato, questo è indubbio. Quindi quando si parla della media di Mazzarri, con un'analisi che io ho studiato parecchio, quando si parla della media punti, ecco, di Mazzarri, l'ho studiato. Qua ho scoperto anche un nuovo sito di soccer che mi sembra molto carino, fatto bene. Vedi, se si parla del Napoli, l'ultimo Napoli che lui ha allenato, una media anche buona, arriva a 2.05, fu il Napoli che arrivò secondo. Non lo stesso si può dire quando avevamo la Champions League, perché spesso Mazzarri ha dichiarato pubblicamente di soffrire il doppio impegno, ed questa è la cosa che mi entra nei pro e nei contro. Voi sotto nei commenti mi potete dire anche voi quali sono i pro secondo voi e quali sono i contro di avere Mazzarri. Conosce l'ambiente, che deve essere un pro, non può essere un contro, anche se con qualcuno si afferrò all'epoca. Ricordiamo intervista con De Maggio. Pomo della discordia era la posizione di Cavani, hai messo Cavani un po' più dietro e lui, io Cavani l'ho inventato io, centravanti, finitela. E anche quando ci salutò, intervista, questa ve la faccio sentire, però adesso andiamo per 2, 1,61, 1,84, 1,68 e poi questo è quando ci venne a prendere. Quindi la media generale per quanto riguarda il Napoli qua ci dice 1,80, mentre stavamo guardando su altri siti
Transfermarkt 1,74. Perché c'è questa discrepanza? Sono due siti di statistiche che dovrebbero essere accurati con i numeri e purtroppo non tutti sono accuratissimi con i numeri, quindi quando noi andiamo a pescare dei dati io tendo e spendo un sacco di tempo, chi me lo fa fare, tanto l'importante è urlare la propria posizione. Invece no, mi interessa, per non partire prevenuto su certe cose e per basare un mio giudizio su una cosa almeno vera, faccio sempre un doppio o triplo confronto con vari siti per capire chi ha ragione, e mi rendo conto che alcuni siti riportano, per esempio su questo sito porta 192 partite, mentre Transfermarkt porta 182, vuol dire che ci sono 10 partite in più, che probabilmente questo sito B-Soccer ragiona anche sulle amichevoli, sul trofeo de Palma, il Gamper, probabilmente tiene presente anche queste partite qua. Dopodiché, quando tu per esempio vai a vedere la carriera col Cagliari, si porta 34 partite. Però io vado a scavare, perché non mi basta sapere, che ricordo che subentrò a Semplici e ricordavo vagamente, poi sono andato a controllare su Wikipedia, che subentrò dopo 3 partite, bastano solo 3 partite. Quanti punti fece Semplici? In quelle 3 partite fece un punto, fece un pareggio, quindi già la classifica finale del Cagliari, che chiude a 30 punti totali quella stagione, un punto lo devi togliere a Semplici. Poi ragioniamo e veniamo a sapere che Mazzarri fu licenziato poco prima, e questo non lo ricordavo perché eravamo impegnati a vedere le cose nostre con Spalletti, che dovevamo pure cacciarlo. Ve lo ricordate che dovevamo cacciare Spalletti? Ricordatevelo. Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato e non esonerato dalla panchina del Cagliari. Sospensione, provvedimento che precede il licenziamento. Il motivo della base sarebbero i rapporti tesi e pesanti insulti rivolti dall'ormai ex allenatore alla squadra, spogliatoio di vermi, e nei confronti del presidente. Nel comunicato ufficiale la società rossoblu ha scritto sollevato dall'incarico come formula per decretare la separazione dei percorsi. Nessun ringraziamento per Mazzarri. Quindi già questo non depone tantissimo a suo favore, però contemporaneamente i pro e i contro. Può essere che abbia la personalità di scoprire degli altarini, noi scopriamo delle cose, se per esempio i giocatori dimostrano di non avere voglia, ma capace che Mazzarri ce lo fa sapere, un po' per proteggere se stesso e un po' per dignità, può essere che ce lo fa sapere. La media di 0,88, questa è più una curiosità che una cosa importante, perché lo sappiamo che la media punti dipende anche dalla squadra che hai. Spalletti all'inizio carriera non aveva la media punti che ha avuto con la Roma e con il Napoli, però questo mi piace sottolinearvelo, perché non fidiamoci ciecamente dei numeri che girano, perché vanno controllati bene. Qui per esempio Transfermarkt ci dice 34 partite con il Cagliari, ma in realtà in campionato Mazzarri ne ha fatte 32, perché 3 le ha fatte Semplici e 3 le ha fatte Agostini alla fine. La matematica non è un pignone, di conseguenza lui ne ha fatte 32 e ha fatto 27 punti in 32 partite. Pochini. È un Cagliari che non era nemmeno malissimo, con Joao Pedro, con Nandez Prime, con Pavoletti, c'era non era proprio male questo Cagliari. Quindi 0,84 non 0,88. Qui si considerano 34 partite perché considerano anche 2 partite di Coppa Italia che ha fatto Mazzarri, una la vince e una la perde, e facendo questo calcolo si arriva a 0,88, anche se le partite di Coppa Italia non portano punti. Quindi quando facciamo il discorso della media punti si inseriscono anche discorsi di Coppa, quando magari una è un'eliminazione, lo scontro diretto all'eliminazione, a differenza dei gironi. Quindi quando si fanno questi discorsi è sempre bene confrontare, controllare, tant'è vero che su quest'altro sito, su B-Soccer, porta 0,84 che è la media esatta solamente delle 32 di campionato, e porta comunque 34 partite giocate con il Cagliari. Quindi questa media di 1,80 è effettivamente più alta di 1,74. Questa è una bella notizia per Mazzarri, lo sto difendendo. Ci hanno fatto sapere 1,74? No, la media sua è 1,80 perché non sono 192 le partite, perché loro considerano anche il trofeo Gamper, ma sono 145 le partite di Serie A di Mazzarri. 145 partite, la sua media è di 1,80, che è di 0,5 punti superiore a quella di Garcia. Ora, è presto detto, 1,8 per 38 partite, 68,4, non lo so se si arriva in Champions, ma non ce le ha 38 partite, ne ha 26, 46,8
che sommati ai 21 che abbiamo adesso, 67.8 non è tanto, quindi sappiamo che Mazzarri deve superare se stesso per fare una media superiore, per portarci in Champions League, il che si può fare perché la squadra è più forte rispetto a quella che aveva in passato, questo lo dobbiamo dire tranquillamente. Una cosa positiva per lì è interessante come copertina. Una cosa positiva di Mazzarri è che, se ci fidiamo di questi dati, al suo debutto non perde. Quindi, visto che arriva un ciclo terribile, già non perdere con l'Atalanta, lo so, noi siamo molto indietro, dobbiamo cominciare a vincere, però già non perdere con l'Atalanta potrebbe significare il famoso risultato positivo, che come vedete in tutti i suoi debutti con tutte le sue squadre o pareggi. Nel caso del Napoli fu una vittoria, nel caso dell'Inter fu una vittoria, l'esordio col Cagliari fu buono, perché 2-2 in casa della Lazio non fu male, e quindi non perde. Questo è una cosa positiva. Secondo me una cosa invece che potrebbe essere negativa, sono tutte ipotesi, e che non infiamma i calciatori che passano da un Garcia che già non li ha infiammati, ma che comunque un po' di curriculum lo dobbiamo accettare che lo aveva, senza parlare dell'Arabia Saudita, dove finisce per allenare un Ronaldo a fine carriera e poca roba, ma la panchina della Roma, le panchine francesi comunque importanti, un po' di coppe messe comunque in bacheca, e non si è preso con i calciatori non si sono innamorati, tant'è vero che adesso si stanno susseguendo un po' di commenti dicendo pochi giocatori o forse nessuno ha salutato pubblicamente sui social Garcia, il che potrebbe essere sintomatico, ma è anche sintomo di rispetto nei confronti di quello che sta arrivando. Quindi sappiamo che i nostri ragazzi sono dei bravi ragazzi sotto questo punto di vista. Magari il saluto lo gliel'hanno fatto in privato, non lo possiamo sapere, però secondo me questa carriera per dei ragazzi che, quando Mazzarri era Mazzarri, il Mazzarri del Napoli, Kvara teneva 11 anni, onestamente se ne frega poco, guardano un attimo indietro, dici qual è stata l'ultima squadra? Il Cagliari, il Torino, così e così, il Watford male, l'Inter certo, che però era un Inter disastrata, quindi il Napoli poi fece bene con la Sampdoria, con la Reggina, insomma non è deve entrare nella testa, come fu per Spalletti. Mazzarri deve entrare nella testa dei ragazzi e convincerli che lui è veramente un bravo allenatore, più che un condottiero, perché a questi ragazzi non servono dei condottieri, servono bravi allenatori che diano nuove idee, perché ricordiamolo, noi veniamo dalla stagione fantastica, dove però ci hanno anche studiato a memoria. Il copia e incolla non è detto che funzioni, anche se lo fai uguale, che adesso noi stiamo ragionando su Mazzarri che vuole fare il 4-3 di Spalletti. Se lo fai uguale, può essere pure che ti hanno studiato per bene e non funziona e sei diventato prevedibile. Un buon allenatore capisce dove deve intervenire anche per portare qualcosa di nuovo. La speranza, e come per Spalletti che si è fermato e ha studiato, anche Mazzarri si è fermato e ha studiato qualcosa di nuovo. Quindi questo è uno dei contro. Un altro pro potrebbe essere però che i calciatori non hanno più alibi, perché quando cambia l'allenatore e ne arriva un altro fondamentalmente diverso, fondamentalmente che proverà a ricalcare un certo tipo di calcio, se fallisce anche Mazzarri, un po' tutti ci chiediamo: ma allora questi giocatori non lo vogliono fare, oppure l'anno scorso è stata un'annata casuale? E quindi il cambio di allenatore, qualunque esso sia, toglie un po' di alibi ai ragazzi, e anche loro possono avere questo stimolo di dare qualcosa in più a prescindere, per dimostrare: il problema era Garcia, non eravamo noi. Quindi questa potrebbe essere positiva. Come contro ci aggiungiamo insomma la media punti bassa che deve migliorare, e purtroppo questa secondo me è una delle cose più gravi, perché vi ho detto deve entrare nella testa dei ragazzi, ma come ci entrò Spalletti? Evitando qualsiasi tipo di alibi. Non si prendeva nessun tipo di scusa, non parlava degli arbitri, addirittura noi gli dicevamo ogni tanto: parla degli arbitri, perché fessi no, Luciano, non siamo fessi. E invece zero, Spalletti mai un alibi. Mazzarri è il re degli alibi, proprio il re assoluto, dalla pioggia ai compleanni dei giocatori, alla Champions, all'orario in cui si gioca, al fatto che sì, abbiamo giocato, ma i pali, perché dopo 2 o 3 pali non ci date un gol, oppure dopo un tot di corner non ci danno un gol, no, però il loro portiere è stato il migliore in campo. Tutti discorsi da tifosi, che invece un allenatore moderno non può permettersi di fare, deve trovare delle soluzioni invece di trovare degli altri. Insomma,
unitamente poi al fatto che debutta bene, un altro pro potrebbe essere che infiamma parte della piazza, perché credo che il tifo sia spaccato. Leggo in giro, qualcuno è molto entusiasta, non so perché, qualcuno è molto invece avvilito. Faccio parte di quella schiera lì, onestamente, quindi la piazza è un po' spaccata, però potrebbe unire l'ambiente giornalistico. È vero che in passato con qualcuno si è afferrato Mazzarri, però visto che veniamo da Garcia, che hanno un po' demolito a turno un po' tutti, per continuare la demolizione di Garcia si sarà più morbidi con Mazzarri, si aspetterà, si avrà poi più pazienza, si troveranno tutti gli alibi del caso, le giustificazioni, si è appena insediato, non ha avuto tempo. Ricordiamo ovviamente che Mazzarri oggi comincia il primo allenamento, trova Meret e Mario Rui infortunati, e questo è importante. Attenzione a Mario Rui, che vi dico una cosa a fine video, ma non trova ovviamente Di Lorenzo, Politano e Raspadori, che sono con la nazionale italiana, e poi non trova Cagliuste, non trova non trova Lobotka, non trova Ostigar, non trova Kvara, non trova Zielinski, non trova Oliveira, non trova Anghissa, che hanno questo doppio impegno con la nazionale. E vi faccio notare quanto torna tardi, come al solito, Oliveira, perché era l'ultima partita Uruguay-Bolivia il 22 novembre, il Napoli gioca il 25, va a Bergamo contro l'Atalanta. Mario Rui è infortunato, terzino sinistro Juan Jesus, e ve lo dico così, senza saperne leggere né scrivere. Magari lui utilizza lo mette in campo anche stanco col jet lag, sperando che vada tutto bene. Siamo già in emergenza. ecco qui. Quindi se non vogliamo fare un discorso di difesa a 3, un discorso del genere di difesa a 3 con Rachmani, Ostigard, Nathan, Di Lorenzo, Oliveira, che già non puoi fare, quindi lo devi escludere. Questo potrebbe essere il Napoli nuovo mazzarriano. E metto Zielinski qua, attenzione, perché tutti quanti pensiamo Politano, lo stesso Lindstrom, Raspadori, ed è giusto, ma perdi Zielinski, che è quello più vicino ad Hamsik per caratteristiche. E chi erano i tre tenori? Erano Hamsik, erano Lavezzi, molto diverso da Cavani, e Osimhen, abbastanza diverso da Cavani. Ma se vuoi ricreare un pochino quella situazione, ti serve anche uno alla Hamsik che ti viene anche indietro, cosa che probabilmente Raspadori può fare, cosa che Politano può fare in maniera diversa, ma Politano è uno che si potrebbe anche spendere sul tutta fascia, che non è ideale, perché non è Dumfries Politano, non è Perisic, non è Di Marco e non è Di Lorenzo. Di Lorenzo è quello ideale per la tutta fascia. Nel momento in cui ci sarà un pochino di emergenza, Di Lorenzo potrà essere sfruttato qui, ma tutti questi discorsi sono inutili, perché abbiamo saputo, e questo secondo me è un contro, che Mazzarri ha dato assicurazioni a De Laurentiis che farà il 4-3-3. Questo è lo stesso errore che si è fatto con Garcia. Non è così che si ragiona. E se è vero che Tudor ha risposto a De Laurentiis, dice: io vedo i calciatori, li studio e decido di conseguenza, e De Laurentiis ha detto: ah no, allora vai via, prendo Mazzarri, vuol dire che siamo di nuovo di fronte all'equivoco tattico, che è la base di tutti i problemi di quest'anno, e non è Garcia e non sarà Mazzarri il problema è questo impuntarsi su un modulo per le idee oramai del presidente, che è anche il tattico, il match analyst del Napoli. Di conseguenza si gioca a 4, benissimo. Di Lorenzo, Rachmani, Nata o Ostigard, non ha importanza. Qui non ci potresti mettere Oliveira stanco, non ci puoi mettere Mario Rui che è infortunato. Mario Rui ne avrà meno per un mese, da quello che abbiamo capito. Questa è la soluzione. Ve la dovete far piacere con Mazzarri o senza Mazzarri, ve la dovete far piacere. Di conseguenza, se questa è la soluzione, guardate cosa somiglia. Di Lorenzo avanza e questi sono un po' più bloccati. Ora, questo non significa che poi Zielinski fa il tutta fascia. Questo 4-3-3 qua somiglia, con un terzino un po' più bloccato e uno che va, somiglia moltissimo al 4-3-3 di Luis Enrique con il Paris Saint-Germain, che abbiamo osservato con il Milan molto bene. Il che significa che Kvara e Mbappé, Osimhen e Colomouani, e ci siamo proprio, Politano e Dembélé, ci siamo molto simili. Kvara si inserisce, perché Mbappé finisce proprio qua a punta, però quando Kvara si muove, chi c'è qua? C'è Vitinha che prende il suo posto, e tutto questo succede con un Hernandez un po' più bloccato. Qua c'è Emery, qua c'è Marquinhos. Il paragone con il Paris Saint-Germain è logico,
logico e si può fare, non è la fine del mondo. L'importante però è aver studiato bene, avere queste idee e dare dei principi di gioco importanti, la riaggressione, il coraggio, però sempre pensando alle preventive. Insomma, sono tutte cose. Oltretutto non sappiamo se recuperiamo Simon. Non sappiamo ancora se recuperiamo Simon. Quindi se si gioca con Raspadori, sì, va benissimo, hai studiato, fa sono e vediamo come funziona. Di conseguenza, questi sono un po' i pro e i contro. I giornalisti magari saranno più morbidi e questo potrebbe essere un pro, avere una stampa amica per una volta. E tra i contro abbiamo una conferma che era il contro anche di Garcia, era il contro anche di Spalletti. Titolarissimi, scordatevi i grandi turnover, scordatevi i grandi esperimenti. Mazzarri è il re dei titolarissimi, ha inventato lui il termine, e quindi anche del modulo abbiamo parlato. Domani toccherà a Cajuste, Ostigard, Lobotka e Kvara ad andare in campo, e io vi lascio con un'altra considerazione un po' da valutare. Io non lo ricordavo molto presuntuoso, perché ho detto Garcia presuntuoso, io non lo ricordavo presuntuoso Mazzarri, e spero che sia cambiato negli anni. Questo è il Mazzarri che ci lasciava, che faceva dichiarazioni. C'è un giovanissimo 10 anni fa, più giovane, Paolo Del Genio, che si sente dalla voce, più giovane, che fa la domanda: ma i tifosi sono preoccupati se tu ci lasci? Hai chiesto delle rassicurazioni alla società in fase di mercato, i tifosi sono preoccupati per questo? E Mazzarri risponde così: gente teme che tu non abbia avuto le notizie giuste dalla Napoli, che ti potevano far tornare gli stimoli. Per assurdo, andando via io credo sia stimolata ancora di più la società a far bene. Darò un input al presidente, a tutti, ancora di far meglio, proprio perché comunque poteva inconsciamente, chiunque si poteva adagiare che credo che per Napoli ho rappresentato qualcosa, no? Quindi ci si adagiava sul fatto c'è Mazzarri, invece ora magari non c'è più Mazzarri e la società e tutto l'ambiente sarà ancora più stimolata a far bene. Caspita! Caspita! Cioè tu dici me ne vado io, la società è più stimolata a comprare giocatori importanti perché non ci sono io che friggo il pesce con l'acqua. Attenzione, io all'epoca dichiaravo in radio, per i fatti miei non mi conosceva nessuno, che Mazzarri friggeva il pesce con l'acqua, perché lo ha fatto, perché la difesa faceva acqua da tutte le parti, non era facile, stavamo in crescendo, non eravamo una squadra già ben definita e ai piani alti. Mazzarri non friggeva il pesce con l'acqua. Ma se arriva questo messaggio ai ragazzi, che tu ti senti tu che li stai facendo, che li stai esaltando, quindi deve cambiare completamente. Il mio auspicio è che debba cambiare completamente, non a livello tattico, perché il cortocircuito è, secondo me, meglio che tu fai quello che conosci bene, però non abbiamo i giocatori per farlo, quindi questo è l'errore di base. Adattarsi con il 4-3, bene, speriamo bene, ma non far passare questo messaggio di presunzione che sei arrivato a salvatore della patria, che Garcia era un ciuccio e tu sei il mostro che fa performare questi giocatori, perché questi giocatori già hanno performato ampiamente con Spalletti. Quindi riconosci il bene, il ben fatto, e arriva in punta di piedi cercando di ritornare a parlare solamente di calcio e di campo, perché se questo poi è l'atteggiamento, secondo me finisce male. Io non voglio fare catastrofismi, ma la certezza, perché tutti quanti, molti, non tutti quanti, ma molti stanno scrivendo tanto peggio di Garcia non può andare. Ma che ne sapete voi? Che ne sapete voi? Garcia è quarto in classifica. Vediamo con l'avvento di Mazzarri se andiamo al terzo, se andiamo al quinto, oppure, come pensavo io prima che uscisse il nome di Mazzarri, arriva Tudor, arriva un altro. La cosa quella è il Napoli sempre quarto deve arrivare da New York. Valerio Fruto è tutto. Scrivetemi gli altri pro e i contro che vi vengono in mente di Mazzarri e teniamoci in contatto. Mi raccomando, iscrivetevi sempre al canale, che dobbiamo superare Libero, dobbiamo superare la tiratura di Libero, poi molti nuovi video usciranno.